noi anche qui da Zoldo abbiamo sentito un rumore classico, tipico di un cedimento di roccia. Naturalmente poi dal versante quello zoldano non si vede perché la frana il cedimento rispetto al Pelmo è esattamente dietro, lo si vede molto bene da Selva Colle e mentre si scende da Passo Staulanza sulla destra il versante è coinvolto, ma la nube è veramente enorme. Un forte boato e poi la nube è un copione che si ripete sulle Dolomiti bellunesi alle prese con l'estate dei record e più in generale con il cambiamento climatico. Una tragedia sfiorata anche per il sindaco di Val di Zoldo nei giorni che precedono il Ferragosto con i rifugi al completo. Non è un caso che in tanti abbiano immortalato la scena diventata presto virale. Dopo il distacco in Marmolada del 3 luglio con la sua scia di dolore e sangue e quello immediatamente successivo sulla Moiazza, è il Pelmo a riaccendere paura e apprensione. Immediata la mobilitazione di uomini e mezzi, soccorso alpino della Val Fiorentina e vigili del fuoco volontari di Selva sono i primi a intervenire. Subito si è verificato se vi fossero denunce di persone scomparse, poi il sopralluogo anche grazie all'elicottero Drago 149 arrivato da Venezia che ha portato le squadre in quota. La verifica fatta dall'alto ha dato esito negativo, nessuna traccia di escursionisti in zona, mentre anche dal rifugio Città di Fiume, proprio di fronte all'area interessata, e dal rifugio Passo Staulanza è arrivata la conferma che tutti gli ospiti intenzionati a fare delle escursioni dovevano ancora avvicinarsi alla zona al momento del crollo. A metà mattina il sospiro di sollievo è collettivo e le squadre possono rientrare, anche perché il distacco è avvenuto dallo stesso punto in cui il 31 agosto del 2011 si originò il grande crollo che costò la vita ad Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori impegnati in un intervento sulla via Simon Rossi. Il cedimento di un fronte di montagna, di un distaccamento di roccia è pressoché difficilmente prevedibile. Dovremmo a questo punto chiudere tutti i sentieri che in qualche modo si avvicinano a fronti a pareti rocciose. È una situazione assolutamente impossibile da prevedere, ritengo io. Sarebbe come dire vietiamo la circolazione delle macchine perché statisticamente sappiamo che ci sono X morti ogni anno sulle strade, quindi fa parte dei rischi che le persone che amano la montagna devono accettare con i quali devono accettare di convivere.